Ben ritornati cari telespettatori allo spazio dedicato all'informazione dello SPI-CGIL del Veneto e vediamo le notizie. Torna la pasta asciutta antifascista organizzata dallo SPI regionale. Appuntamento il 25 luglio. Sulla scorta del successo che l'iniziativa ha ottenuto lo scorso anno e su impulso dello SPI-CGIL provinciale di Belluno, lunedì 25 luglio torna la pasta asciutta antifascista. L'iniziativa regionale dello SPI Veneto per condividere la ricorrenza dei festeggiamenti che il 25 luglio 1943 si svolsero a Campeggi, a Reggio Emilia, alla notizia dell'arresto di Mussolini, la famiglia Cervi assieme ad altre offrì al tempo agli abitanti maccheroni conditi con burro e formaggio. Pensavano che la guerra fosse ormai ad un passo dalla fine, in realtà la liberazione arrivò ben 20 mesi dopo. Questo pezzo di storia verrà rivissuto il 25 luglio sulla spiaggia di Lambioi, area attrezzata sulle rive del Piave, in centro a Belluno, e la giornata aprirà alle 17:30 con spirito costituzionale, una tavola rotonda moderata da Claudio Fontanive di Radio Più, con cui parteciperanno Renato Bressan, segretario generale dello SPI di Belluno, Raffaele Atti, segretario SPI nazionale, Rita Turati, segretaria generale dello SPI del Veneto, ma anche Matteo Conz, professore costituzionalista dell'Università di Padova, e Rachele Carta della Rete Studenti Medi del Veneto. Durante la tavola rotonda saranno evidenziate le preoccupazioni della CGIL rispetto alla proposta di riforma approvata dal Parlamento, a partire dall'assenza di un dibattito all'altezza della situazione. Radio Più seguirà la diretta della manifestazione per tutta la durata della tavola rotonda. È prevista infatti l'animazione, peraltro per bambini, con trucchi, giochi e balli, quindi i nipotini sono benvenuti. Dalle 19:30 verrà servita gratuitamente la pasta asciutta offerta dallo SPI. I partecipanti però naturalmente potranno scegliere altri piatti dal ricco menù. A seguire il concerto del gruppo musicale Whisky Distillando Fiori, composto da 6 elementi e molto conosciuto. A disposizione poi dei partecipanti per tutta la giornata saranno attivi i servizi dello SPI con il controllo delle pensioni, dell'Inca, CGIL, del CAF, di Federconsumatori, dell'ufficio Vertenze, la possibilità di firmare per la legge di iniziativa popolare delle CGIL, oltre a un internet point con 2 postazioni. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Belluno, città medaglia d'oro alla Resistenza, con il contributo organizzativo di Auser, Lebera, ANPI, Rete degli Studenti Medi e ISBREC. Per partecipare e prenotare il posto in autobus, uno in partenza da Comelico Superiore e l'altro dall'Alto a Gordino, contattate lo SPI CGIL di Belluno allo 0437 94 80 40 047 oppure scrivete spi.bl@veneto.cgil.it. Il 24 luglio anche a Mira e Treviso celebreranno la ricorrenza con iniziative provinciali. E ora un'altra notizia: diritti senza confini. Si tratta di una passeggiata simbolica lungo il confine e poi la firma di un documento congiunto per dire no alle costruzioni di muri e reticolati, per ribadire l'importanza di una politica europea dell'accoglienza. È stata un'iniziativa di alto impatto e di fortissima attualità quella che si è svolta mercoledì 6 luglio al Brennero, grazie alla spinta del sindacato dei pensionati SPI-CGIL e dei pensionati austriaci. Alla manifestazione, ricordiamo che è stata chiamata Diritti senza confini, non è mancato l'apporto dello SPI Veneto, che è giunto in Alto Adige con 2 pullman e una cinquantina di pensionati provenienti da tutte le province della regione. La delegazione veneta, assieme ai rappresentanti dello SPI nazionale, si è ritrovata sul Brennero, divenuto negli ultimi mesi uno dei luoghi simbolo dell'emergenza umanitaria legata ai migranti. In questa occasione lo SPI, ma anche il sindacato pensionati austriaco, hanno firmato un documento congiunto rivolgendo un appello ai propri governi e all'Unione Europea perché i profughi siano trattati in modo umano e dignitoso e perché questa situazione sia affrontata nella sicurezza e nella legalità anche attraverso una nuova disciplina europea in grado di garantire una loro giusta ed equa distribuzione in tutti gli Stati membri. E con questo chiudiamo le notizie dello SPI-CGIL del Veneto. Buon proseguimento, a presto.